Dai Lele, Dio gatto, tiri fuori! Luglio, fidanzata col giubbotto. No, non l'ho preso. No, perché siamo in... partono gli elicotteri dalla base militare qua davanti. Eccolo qua, eccolo qua. Sei alla birreria Dolomiti a Casarsa della Delizia, il paese natale di Pierpaolo Pasolini. Grazie mille. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre. Ciao vicini di Campeggio, ciao! Guarda, ti Salmona doveva mettere il camion in l'area camper, Dio Van Life. La vie nous dépasse, che vendrà. Io scrivo mi cammino, si È una bellissima pensa, dieta fresca qui a Valle di Cadore, dove ho già fatto la puntina del luogo. Ah, bellissimo. Se sei in cerca della puntina, esiste, e nel sito non lo so, però prima o dopo ci sarà ovviamente. E su YouTube basta scrivere Valle di Cadore, spazio, puntine. Ok, ti faccio vedere la solita vista reale che piace a me, ossia il giro a 360 gradi, perché di solito sei un angolo è bello e dopo magari da tutt'altra parte fa da cagare, no? Della serie Instagram insegna e le piramidi egizie insegnano. Era il pulmino dopo l'incidente, che strano rivederlo. Di questo sono rimasto molto deluso, perché questa è una rigata che è stata fatta dal paraurti quando è stato mandato avanti con l'incidente, cioè proprio per me è lavorare col culo, così dopo per carità ognuno lavora a modo suo, insomma, dai. Ah, e oggi abito qui. Allora, i Van Life inglesi lì molto simpatici, le 8 le dritte per visitare Cortina, se ne vanno via, lunedì gli arriva il ricambio. Anche questo, cioè, se dice, aspetta che metto qui i coglioni, Dio caro. Si ritorna alla vita speciale. Allora, beh, adesso si sistema la roba. Cioè che c'ho tipo tutta la roba buttata là. Poi dovrò finire la postazione di lavoro perché avevo cambiato tutti gli hub, eccetera, quindi devo rivedere sotto tutti gli hub nuovi, fascettari, attaccare i dischi e poi il computer. E avrei anche tanto lavoro in questi giorni, però vabbè, tanto oggi è giovedì, quindi mi serve questo giorno di riassestamento, ragazzo, mettiti nei miei panni. È come ti avessero demolito la casa, tu ti sei portato via gran parte della tua roba, poi te l'hanno ridata, ok? Con qualche magagnetta e qualcosa altro aggiustato, e quindi ora ti devi un attimo risistemare nella tua casa, mettere le robe negli armadi, capire dopo 4 mesi, cioè ti dico, io non mi ricordavo neanche come si accendevano le telecamere eccetera, hai capito? Quindi mi ero già dimenticato tutto, come si vedeva a livello dell'acqua, insomma sembra di nuovo, dai. Una volta finito proprio tutto, do magari una passatina ai mobili, al legno di mobili e soprattutto per terra, e cammino senza scarpe ovviamente. Oh fioi, so che non ve ne frega niente, però io sono un po' nerd, ok? E quindi il fatto che ho trovato un adattatore funzionante che dall'HDMI dell'Xbox si collega tramite Thunderbolt all'Apple Studio Display è una figata, cazzo, cioè una figata per me, perché t'ho spiegato che nel solito discorso nella vita ci vuole equilibrio, eccetera eccetera eccetera. Questo per permettere che per mantenere un corretto equilibrio della mia vita io ho la necessità di sparare in testa alle persone con Far Cry 5, ok? Proprio una roba mia, quindi adesso posso continuare a uccidere persone fino a quanto voglio, comodamente seduto da carega. Cinfioi alla casa. Non c'è la raccolta rifiuti, devi andare, credo, da qualche parte. Là. Mamma mia, 20 km per trovare una farmacia. Cioè sarebbero 2, ma le prime mattine come 20. Comunque ragazzo, mancava quella sensazione
di abitare fuori paese, in un posto sconosciuto, in un posto tra virgolette nuovo. No, qua ci avevo già abitato. Ma voglio provare il Moment Doll perché l'ho sentito su parodia di Avatar, che era Avatar. Valle di Cadore è tanta roba per venire in camper, in quanto hai ogni tipo di bar, locali, supermercati, farmacie, meccanici, eccetera. Di là hai una ciclabile, e anche di qua che adesso stanno facendo lavori, che ti collega con Cortina da una parte e Calalzo dall'altra, e l'area camper hai visto è abbastanza isolata, quindi trova quella stranissima sensazione proprio di come si dice, di silenzio totale, cioè esagerato, era spiazzante. Cioè, ecco, ti vedi, c'è l'area camper è tanto lontana dalla strada, vedi la strada là in fondo, in fondo. Se andava via il camion, così manco gonfiate vista, col lavoro, vedi tu, guarda un fiade qua, un fiade là, questo me lo metto che non mi arrivi luce negli occhi, che stanchezza. Devo aver ripreso qualche batterio, infatti sentivo odori strani sul pulmino appena portato a casa, infatti mi sento tipo un fiade febbriciola e vabbè, se non te mai quando entri in pulmino. No, è normale. Io ho fatto 4 o 5 cicli di ozono, quello serio, che a star fermo, insetti morti, poi era entrato Topolini, ho trovato le cacche, hai capito? Poi il frigo non me l'avevano aperto, ha fatto tutta la muffa, hai capito? Tutte quelle cose che se uno non è abituato a sta sporcizia, poi si ammala. Ovvio che ci sono 1000 modi per pulire i serbatoi. Io tra i 1000 che provo c'è anche quello che ogni tanto mi metto il detersivo per piatti. Ovvio che poi per almeno 4 pieni ti fa schiuma, quello che discorsi, però le nere sono venute giù trasparenti, cioè per intenderci. Sì, tengo pulito spesso, ecco, non è che il detersivo per i piatti sia rivoluzionario, ecco, piuttosto a volte ci va acido citrico, ho fatto i trattamenti con l'acido citrico, piuttosto che barachina nei casi più disperati, però poca, e risciacquare estremamente bene. Che palle, febbre. Ok, ehi, pulmino, sta a ok, brutta notizia, è pieno di van life, adesso non so se riesco a cattare un posto. Dio, van life, sono tutti crucchi, tutti targati crucconia, tranne questo che è spagnolo, e si sono ciucciati il mio posto panoramico. Questo qua ovviamente italiano ha preso 2 posti col gradino aperto, spagnolo non è tanto in grado di parcheggiare, e questa sarebbe stata la vista. Maledetto Park Fortnite, Dio caro, Maimona. Posteggio un po' di merda, ma non siamo, almeno credo di non essere qui per fare la van life, ma per visitare un po' di posti e fare qualche sana passeggiata. Sì, sarebbe stato bello con la mia vista solita, ma pazienza. Giustamente è è venerdì oggi, bisognava arrivare prima, e poi anche luglio. Vabbè, però guarda il cesso. Che intimità, guarda che intimità di vista dal cesso. Ma la ragazzina con la Pecross, cioè ragazzi, numero 1. E vai, mi sono avvicinato alla van life, a parte sto camper qua che ho davanti. Oh là, adesso faceva mio il posto e fa su mi questa c'è a me vista al lavoro, Dio caro. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et
je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi.